La tecnica utilizzata è quella della marmotta, ordini rudimentali ma potentissimi, infilati nella fessura dei bancomat in modo da squarciarli velocemente, prelevarne il contenuto e poi darsi alla fuga, e questo a bordo di una berlina di grossa cilindrata, una Volkswagen Phaeton, diventata quasi un segno distintivo. Un copione che tra la fine del 2020 e per l'intero 2021 si è ripetuto più volte in tutto il nord-est, da Pordenone a Trento, in particolare nei territori di Venezia e Treviso. L'elenco dei colpi è lungo, da Valdobbiadene a Eraclea, Bibione, Quarto d'Altino, fino alla folle notte del 12 maggio 2021, quando blitz ed esplosioni si susseguirono da Semonzo di Borso del Grappa, Valdobbiadene, Pieve di Soligo, Moriago della Battaglia. Da allora le indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, coordinati dalla Procura, sono state serrate fino all'epilogo di questi giorni. 11 le persone, tutti cittadini italiani, ritenuti gravemente indiziati di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati. 9 i residenti nel Trevigiano, 3 in provincia di Venezia, come centrale operativa sia per la preparazione degli ordini che per la spartizione del bottino era un'abitazione con garage a Marino di Piave, ad agire un vero e proprio comando. C'era un'organizzazione assolutamente strutturata dove proprio il fatto di aver definito per ciascuno dei componenti il ruolo faceva sì che le azioni criminose si svolgessero in pochi minuti. In pochissimi minuti, quindi in modo tale da eludere l'intervento delle forze dell'ordine, allontanarsi in maniera velocissima dalle località, appunto dagli istituti di credito piuttosto che dagli uffici postali che venivano assaltati. Preciso l'identikit, così come il curriculum criminale. Parliamo di gente che non si tira indietro se c'è da delinquere, parliamo di giostrati. A comprovare l'attitudine a delinquere sono però anche altri particolari. Quando i carabinieri sono andati a cercarlo, in casa sua sostanzialmente non c'è stata una difficoltà a reperirlo perché si era letteralmente nascosto sotto un cumulo di panni da lavare in una lavanderia, protetto ovviamente dai suoi congiunti, eccetera. I componenti della banda dovranno rispondere anche di riciclaggio e resistenza pubblico ufficiale. La loro auto infatti era una supercar del crimine dotata di disturbatori di frequenza ma anche estintori da azionare in caso di inseguimenti, come è successo una notte nel territorio del Coneglianese. Manovre pericolosissime che hanno messo in pericolo gli stessi militari che li avevano intercettati e seguiti. L'estintore rischia di creare un momento di non così visuale, per cui a quelle velocità perlomeno si rischia sicuramente in fine fuoristrada di urtare qualcosa. Di uno sforzo investigativo importante parla il comandante provinciale Gianfilippo Magro. Il nostro territorio merita tutta l'attenzione possibile contro il crimine. Non ci fermiamo qui. Le sue parole.